Ciao a tutti, sono Paolo Fresu, trombettista, flicornista, compositore e leader del quintetto storico di Paolo Fresu, quello che i francesi chiamano quintetto italiano. Siamo in studio di registrazione per un nuovo CD dei nostri 30 anni di vita comune e dunque saluti anche da parte di Ettore Fioravanti, Tino Tracanna, Roberto Cipelli e Attilio Tanchi. Abbiamo deciso di fare questo disco perché 30 anni sono un tempo importante. L'ultima registrazione del quintetto è stata quasi 6 anni fa, qua in studio ad Udine, dove ci troviamo. È stato il primo disco della mia etichetta discografica, della Tuk Music, un disco doppio che si chiamava Songline e Night and Blue. E quindi insomma c'era questo anniversario di 30 anni, che è un anniversario molto importante. E quindi da 2 anni abbiamo parlato dell'idea di registrare un nuovo disco che rappresentasse un po' il gruppo dopo 30 anni di vita, quindi eccoci qua a lavorare ad un progetto nuovo, molto democratico, in cui ognuno ha scritto una serie di composizioni per il gruppo. Di nuovo, sicuramente il quintetto è sempre lo stesso, nel senso che c'è una originalità nel gruppo che è fatta delle personalità dei singoli, che sono spesso anche molto diverse con questo quintetto. Quindi diciamo che il quintetto continua a garantire quella cifra stilistica importante, ma allo stesso tempo c'è un avanzamento nella scrittura. C'è un aspetto melodico che è sempre in questo gruppo molto presente, c'è anche una ricerca ritmica di un certo tipo, c'è anche molto silenzio, però di certo questo disco forse è quello più strutturato, è quello in cui le composizioni sono molto pensate proprio per questa formazione. Io ho scritto per esempio dei brani, un brano che si chiama Scuro, che è un tema lunghissimo, molto articolato, degli altri brani legati, c'è scuro, c'è chiaro, c'è trasparente, ci sono 2 brani, una ballata con una medley, ci sono altre composizioni, c'è una ricerca sul tempo, sulla poliritmia, anche sull'Africa, la seconda parte di Trasparente, che è un brano che riporta proprio all'Africa, al poliritmi, eccetera. Per cui un album diciamo molto pensato e molto strutturato. Adesso abbiamo 14 brani, ma dobbiamo probabilmente decidere quali tenere, perché non tutti riusciremo a metterli nell'album. Cercheremo di dare priorità a quella che è la idea da sempre del gruppo, che è la melodia, che è il silenzio e determinato tipo di composizione, ma naturalmente dovremo purtroppo tenere fuori alcuni brani perché il disco dovrà durare non credo più di 60 minuti e quindi sarà difficile mettere all'interno tutto il materiale. Diciamo che sicuramente questo disco rappresenta un po' il punto di maturità del gruppo, in cui ognuno in questi 5-6 anni ha fatto anche altre esperienze musicali, e poi tutto quello che abbiamo sviluppato, tutto quello che abbiamo appreso in queste esperienze fuori dal quintetto poi vengono portati all'interno del gruppo e vengono rimesse in circolo e anche in discussione.